Per quanto riguarda quindi la siccità, è un problema che effettivamente comincia a preoccuparci. Non siamo ancora a livelli, diciamo così, di una preoccupazione elevata, perché le falde si sono abbassate in questo ultimo periodo di circa il 40%. Tuttavia, quello che dobbiamo fare è dobbiamo darsi una mano un po' tutti, non solo noi come azienda erogatrice di questo servizio importantissimo che è la rete acquedottistica, ma anche i singoli cittadini, nel senso lo spreco dell'acqua, che è una risorsa che sembra infinita ma non lo è, dobbiamo arrivare al punto di adottare degli accorgimenti noi singoli cittadini di non sprecare l'acqua, per esempio lasciando il classico rubinetto aperto. Lo stesso accorgimento invece di fare il bagno su una vasca da bagno che consuma 150 litri, ma di utilizzare la doccia che ne consuma un terzo, è già un accorgimento utile, perché poi questo va, come si può dire, a riflettersi sui grandi numeri. Che cosa sta facendo invece ATS per il problema della siccità? Beh, innanzitutto sta intervenendo sulla riduzione delle perdite della rete acquedottistica, che purtroppo ci sono, in quanto la rete acquedottistica è una rete datata, che ha 40-50 anni. Noi cambiamo circa 60 km all'anno di rete acquedottistica, tenendo conto che costa circa 300.000 euro al chilometro, quindi capite che l'investimento è importante. Un'altra attività che stiamo cercando di perseguire è adottare una metodologia, ma qui siamo ancora in fase di studio, per poter utilizzare le acque superficiali che in questo momento non sono messe in rete in quanto hanno degli agenti inquinanti. E quindi con il discorso della riduzione delle perdite e cercando poi di potabilizzare le acque superficiali, il nostro obiettivo sarebbe appunto quello di far fronte a questa siccità che non è più un'anomalia, ma sta diventando quasi una costante, perché ogni anno ci troviamo con questo problema.